2015 alla Sagra del Mandorlo in Fiore. Allora, ringraziamo lo showroom Maiorca per l'abito da sposa e Fiabesco per le creazioni floreali e chiamiamo ad uno i gruppi. Sì. E allora l'applauso che vi chiediamo è per la Grecia! Dove siete? Eccoli qua! Elkelam Dance Ensemble di Atene. E poi passiamo all'Olanda. Dove siete? Olanda Dance Group Paloina Amsterdam. Amsterdam! Eccoli qua! L'Olanda, Holland. E poi andiamo in Polonia. Polonia, dov'è? Dance Ensemble of the Marie Curie Sklodowska University Lublin. E poi passiamo alla Spagna con l'agrupazione folclorica di Quesedendere Pontevedra. Pontevedra, è difficilissimo. Spagna, splendid. Complimenti. Grazie. E poi andiamo in Ungheria. Ungari. Sepel Dance Ensemble Sepel Budapest. E chiudiamo con l'Italia Agagra Sport Dance Group, ovviamente Agrigento. Agagra Sport Dance Group di Agrigento. Vorrei chiamare sul palco Nino Laurenta, che è il direttore del festival, nonché il responsabile europeo, no? Di European referente italiano il Caravan. Senti Nino, mi diceva uno dei ballerini impegnati che da 5 anni provano insieme. Pensate, quello che state vedendo qui, che avete visto qui questa sera, Stato 5 anni sì, fa. ma mi dicevano che da 5 anni si vedono, si incontrano. Da 5 giorni. Sì, ho capito, no, uno è un ballerino che sta 5 anni che no. proviamo, quindi voglio dire, c'è un lavoro intenso sicuramente. Un lavoro intenso che è stato fatto preventivamente con degli stage di danza nei paesi di appartenenza. Esatto, stage di danza, ovviamente anche invio di video e poi tutto messo insieme per... Parlato in questi 4 giorni di prove intense. Bravi, complimenti. In ogni caso da 5 anni però Nino portate avanti questo grande messaggio di condivisione, no? Di vicinanza tra i popoli. Sì, questa è un'idea che nasce da un partner europeo che è il Galloon Art Company di Andreas Vince e Janos Mucci, che invito a presentare. Come no, assolutamente, chiamiamoli sul palco. Sono coloro che hanno praticamente inventato e realizzato questo progetto. Sono quelli che presentarono a suo tempo il progetto della Comunità Europea, che cofinanziò questo splendido progetto che ancora oggi è molto attuale e lo è sempre di più. Benissimo, grazie Nino, grazie anche ai nostri ospiti. Allora ci salutiamo ancora, chiamiamo il testimonial che avete visto prima, che è Massimiliano Morra. Vieni Massimiliano con l'applauso del pubblico insieme con le due Con le nostre Miss. E per qui Miss Festival, Sharon Cacciatore e Miss Sagra Elena Pulone. Grazie. E allora Massimiliano, con te e con le ragazze ci rivediamo anche stasera allo spettacolo delle 21. Grazie ancora, continua in qualche modo questo tuo rapporto molto bello con la Sicilia, di cui ci hai già parlato prima, la Sicilia che tu hai visitato, hai visto e che stai vivendo in prima persona, professionalmente e umanamente. Sì, come hai detto tu ci vediamo appunto tra un po' Sì, sostanzialmente. però ormai tra qualche ora, insomma, un paio d'ore. Tra un po' sì, è comunque un'emozione essere qui e anche per vedere uno spettacolo del genere, è la prima volta che assisto a uno spettacolo, quindi sono molto molto emozionato anche di vederlo. Lo so, lo vedo, ho partecipato dietro le quinte. Ragazzi, ci vediamo più tardi, ci racconterete ancora la vostra storia. Claudia, dopo, tu resterai con me fino a domenica. Io resto con te fino a domenica. Agrigento, grazie di cuore, grazie ai telespettatori di Agrigento di cui ci hanno seguito, a Claudia Tosoni, a Massimiliano, grazie a Sharon Adena e a tutti i nostri artisti dell'European Dance Caravan. Grazie. Grazie. A dopo. Buonasera da Agrigento, ciao. Buona serata.